questa mattina abbiamo con noi, l'avete visto, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Paolo Scarpa. Parleremo di vino. Io scuso telefonata. Buongiorno, vediamo se... Pronto? Buongiorno Fioravanti, a lei e al senatore. Buongiorno. Pronto? Prego. Allora, avevo una domanda per il senatore dal momento che si occupa di agricoltura. Volevo conoscere il suo parere a riguardo dei cereali bruciati nei biodigestori per fare energia e viene pagata questa energia a 28 centesimi al kilowattora, da quello che ho sentito per la TV, al contrario di 7 che viene pagata l'energia che viene importata, e in più così vengono a mancare cereali per uso alimentare. Quindi vorrei sapere il suo parere e perché si permette una cosa del genere. Io sono contraria, fermamente contraria, preferirei continuare ad incentivare l'eolico e il fotovoltaico, non bruciare cibo per fare energia ad un prezzo 4 volte superiore. Certo. Ecco, volevo sapere il suo parere e se si può mettere fine a questo che io definisco spreco, in barba alla gente che muore di fame. Grazie e buongiorno. Allora, la signora ha argomentato in maniera assolutamente corretta, partendo però da delle premesse che non sono esatte, almeno non sono esatte per il nostro Paese e per l'Europa. In Italia, signora, questo voglio che sia chiaro, non si bruciano cereali per produrre energia, in Europa non si bruciano cereali per produrre energia. È accaduto con gli impianti cosiddetti di prima generazione in alcune parti del mondo e segnatamente negli Stati Uniti con il mais. Io non credo, e la penso esattamente come lei, signora, che delle derrate agricole, delle commodity, così le chiamano gli economisti, agricole importanti come i cereali, che comunque stanno realizzando non solamente delle grandi performance produttive ma anche qualitative, debbano essere portati alla distruzione per la produzione di energia. Io credo in altre fonti di approvvigionamento, credo invece che occorra lavorare sempre di più perché i nostri cereali possano essere valorizzati lungo la filiera alimentare del nostro Paese. Le faccio un esempio: non si capisce perché gli industriali della pasta italiana, tanto per essere concreti, il più delle volte utilizzano materia prima che arriva dall'Ucraina piuttosto che dal Sud America, piuttosto che dal Canada per la produzione della pasta nazionale. Allora io troverai che il Made in Italy, per esempio, della pasta, se uno vuole fregiarsi della dizione Made in Italy, non possa che essere il prodotto di una materia prima realizzata in Italia o quantomeno in Europa. Questo non è solamente una mia convinzione, è la convinzione del Parlamento, una volta tanto di tutto il Parlamento insieme, che ha approvato una mia proposta di legge che è diventata legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Adesso sta al Ministero dell'Agricoltura e al Ministero dell'Industria realizzare i decreti attuativi e quindi cosa accadrà, signora? Accadrà che d'ora in avanti, se lei andrà a fare la spesa e comprerà un prodotto italiano, ci sarà anche scritto in etichetta con quale materia prima è stato realizzato. Possiamo ricordare il caso clamoroso dell'olio italiano che era fatto con le olive greche? Certo, ma fossero greche che dell'Unione Europea, ma addirittura del Marocco o dell'Algeria o della Tunisia. Non è olio italiano. Non è olio italiano. Non va confuso con quello toscano, con quello del Garda, questo però, tanto per caro dire, produttore, fa parte del passato, perché, ripeto, nel 2009 io ho presentato questa proposta di legge, è stata approvata al Senato nel 2009, poi è stata approvata alla Camera, è stata modificata e oggi è legge dello Stato.